Siamo con mister Antonio Filippini, tecnico del Genoa al termine della partita persa dalle sue ragazze 3-1 contro il Parma. È stata comunque una partita in cui il Genoa è sempre stato in partita, il 2-1 insomma aveva dato un pochino l'illusione di essere riuscite poi a riaprirla, poi purtroppo è arrivato il 3-1 che ha chiuso un po' le pratiche, ma il Genoa che comunque è rimasto sempre in partita contro un avversario molto forte. Sì, siamo venuti qua a Parma per fare questo tipo di partita e giocarci tutti i minuti a disposizione. Le ragazze hanno fatto una buonissima partita, peccato come hai detto tu che nel momento che abbiamo fatto il 2-1 avevamo riaperto la partita, invece abbiamo fatto un errore individuale e da lì sul 3-1 abbiamo accusato il colpo, però ecco, al di là di questo abbiamo fatto un'ottima partita perché l'abbiamo tenuta sempre viva ed è questo molto importante. Ti abbiamo visto dalla panchina spesso insomma, chiedere un po' di rimanere sempre organizzate, unite. La fase difensiva è stata curata, direi abbastanza nel dettaglio per una partita del genere, anche perché immagino l'avversario che hai di fronte, insomma, un avversario che può far male in qualunque momento. Quando in questo campionato, quando noi, ma anche altre squadre, incontrano le prime quattro della classifica, devono fare della tattica, quell'arma in più oggi l'abbiamo fatto molto bene, senza disdegnando comunque il gioco, la fase di possesso, infatti nel secondo tempo siamo usciti anche con qualche buona azione, per cui dovevamo fare, come ho detto prima, questo tipo di partita perché il Parma è una squadra molto forte e si sta giocando il campionato. Ti chiedo, insomma, si giocherà di nuovo domenica, 3 gare in 7 giorni, anche l'occasione per un po' di rotazioni perché hai usato tutti i cambi. Come si lavora in insomma, questi brevi intervalli tra una partita e l'altra e come si tiene sul pezzo le ragazze, considerando che il Genoa comunque è in una posizione tranquilla di classifica? Ma la prima cosa da fare è il recupero, è recuperare le energie nel modo giusto, è la cosa più importante perché giocando ogni 3-4 giorni questo è un elemento molto ma molto importante. Poi lavorare velocemente sulla squadra avversaria, il raddoppiare gli sforzi perché in una settimana giochi 3 incontri, per cui ecco, però come ho detto prima il recupero è molto più importante rispetto a tutte le altre cose. Ti chiedo in chiusura che ti aspetti da queste ultime 3 partite. Abbiamo detto siete in una posizione tranquilla di classifica, il saldo ormai è praticamente parità, 11 vittorie, 11 sconfitte, 5 pareggi. Qual è l'obiettivo per le ultime 3 gare? Nelle ultime 3 gare noi vogliamo fare 9 punti perché noi vogliamo raggiungere una posizione più bella di quella che abbiamo in questo momento e vogliamo raggiungere chi ci sta davanti e difendere il posto da quelle che ci inseguono, per cui noi se dovessimo fare 3 vittorie sicuramente difendiamo il posto che abbiamo in questo momento e sperando che quelle davanti si fermino un attimo. Grazie. Grazie. Siamo con Sofia Conguli, attaccante del Parma, al termine del match vinto 3-1 dalle gialloblu contro il Genoa. Intanto ti chiedo un'analisi di questa partita, che partita è stata? Sicuramente era una partita dura, l'aspettavamo dall'inizio. Genoa è una bella squadra, gioca bel calcio. Poi noi siamo preparati tutte le settimane, no, questi 2 giorni perché domenica avevamo giocato un'altra partita. Siamo preparati questi 2 giorni per questa partita di oggi e abbiamo fatto tutto quello che ha chiesto il mister in questi 2 giorni. Alla fine è arrivato il risultato. Una vittoria che intanto vi permette al momento di andare al secondo posto, anche se oggi c'è Ternana Cesena che immagino darete un'occhiata a questa partita, ma comunque vi permette di continuare a lottare per questo secondo posto che è un obiettivo importante. Ma certo, noi guardiamo sempre noi stesse, guardiamo ogni partita, certo andiamo ogni partita per vincere, cerchiamo sempre di prendere questi 3 punti e poi vediamo cosa sarà alla fine. Ti chiedo invece sul tuo gol, era arrivato il 2-1 del Genoa che un pochino ha messo in discussione la partita, poi si è infiammato tutto praticamente in un minuto e poi ha avuto la freddezza di, tornando al gol, di chiudere le emozioni, insomma poi abbiamo visto la tua esultanza, sei andata in scivolata direttamente verso la bandierina, è stata immagino una bella emozione anche oggi. Sì, sì, perché aspettavo questo gol da tanto tempo, purtroppo avevo un infortunio, sono rimasta fuori di nuovo
Sono tornata in campo finalmente, era bello segnare, ho aiutato la squadra di vincere. Poi eravamo, secondo me, in un momento difficile perché, come hai detto anche tu, la Genoa ha segnato, il risultato era 2-1. Se non sbaglio, secondo me il gol è arrivato il momento giusto, il 3-1, che lì secondo me è finita la partita quasi. Si torna in campo già domenica, altri insomma 2 o 3 giorni e poi si torna di nuovo in campo. Come vivete questi giorni che vi dividono dalla prossima partita e questa settimana con 3 partite in 7 giorni? Fino a stasera intanto festeggiamo, poi da domani mattina torniamo in campo e facciamo il lavoro che dice lo staff, il mister, e pensiamo già alla partita di lunedì contro Pavia. E, e poi sì, è difficile giocare 3 partite in 7 giorni, però posso dire che se devi alzare il livello devi essere anche abituato a fare queste partite qualche volta. Grazie. Siamo con Eleonora Oliva, difensore del Genoa, dopo il match perso dal Genoa qui a Noceto 3-1 contro il Parma. Intanto ti chiedo che partita è stata, Eleonora. Ma secondo me è stata una partita che è stata combattuta su entrambi i fronti, è rimasta aperta fino all'ultimo. E il primo tempo un pochino più dominato da loro, il secondo siamo venute fuori e dispiace perché sono stati gol, uno su un corner, palla inattiva, e un altro su un cross, siamo andate sotto 2-0, poi l'abbiamo riaperta sul 2-1, poi vabbè 3-1, però è stata una partita aperta fino alla fine, insomma, combattuta. Siete rimaste in partita per tutto il tempo, l'organizzazione probabilmente è stato quello che vi ha tenuto in partita perché poi vedevamo mister Filippini insomma molto Sì, 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 il mister è a come se darvi fosse in campo con indicazioni, noi, sì, esatto, sì, sì, sì. a darvi indicazioni tutta la partita e forse il momento positivo è stato quel 2-1 e poi interrotto dal 3-1 che vi ha Sì, spento ci ha un po' spento, probabilmente. sì, perché il secondo tempo siamo entrate bene in campo con due indicazioni giuste, e abbiamo iniziato a girare meglio, a giocare più palloni e quindi sì, l'abbiamo riaperta, sembrava si potesse fare, poi sì, abbiamo fatto un errore un po' sciocco e vabbè, è il calcio, forza di giocare, 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 abbiamo provato a giocare a tutti i costi e ci ha un po' tagliato le gambe, però siamo un gruppo unito, ci abbiamo provato fino alla fine. Ti chiedo, dal tuo punto di vista personale, avevi una cliente abbastanza scomoda perché c'era Kelly Cagò dal tuo lato, poi per un periodo un po' del primo tempo c'è stata che Di Stefano, quindi Sì. anche lì altra cliente scomoda, però hai tenuto botta, insomma una buona prestazione da parte tua. Grazie. E insomma, all'inizio ci ho messo un po' a prendere le misure, però sì, dai, sono un cagnaccio, quindi è il mio lavoro, è quello, sono abituata. E poi ormai in Serie B ci sono tanti attaccanti forti, quindi siamo abituate a correre, 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 combattere. Ti chiedo sul percorso di questo Genoa, insomma il saldo adesso è praticamente in parità, l'abbiamo detto anche con mister Filippini, 11 vittorie, 5 pari, 11 sconfitte, siete in una posizione tranquilla di classifica, che stagione è stata questa? Potevate fare di più o va bene comunque quello che avete fatto Ma finora secondo te? siamo partite bene, ci siamo prefissate un obiettivo di fare meglio dell'anno scorso e questo direi che è evidente sia a livello di gioco che a livello di punti e risultati. È stata una stagione altalenante dove all'inizio siamo partite bene, abbiamo fatto bene, poi il girone di ritorno abbiamo perso qualche punto, quindi ti rimane l'amaro in bocca perché qualche partita sapevamo di doverla vincere, fare qualche punto in più. Poi con le big sappiamo che sarebbe stato tutto di guadagnato, ecco. Però positiva a livello di gruppo, di staff, come crescita, quello che vuole Marta, voleva una crescita. L'anno scorso lottavamo per la salvezza, adesso la salvezza dovrebbe essere tranquilla e piano piano col tempo miglioreremo ancora. La società c'è, si fa sentire, facciamo tutto come una squadra veramente professionista, non ci manca nulla. Ti chiedo in chiusura, insomma è stata una settimana dura, ancora non è finita perché si gioca di Sì. nuovo in casa domenica contro il Ravenna, che vi aspettate da queste ultime 3 partite e qual è l'obiettivo in queste ultime 3 partite? Beh, sicuramente l'obiettivo è fare più punti possibili, non dobbiamo più sbagliare, dobbiamo imporcelo. Però secondo me con questa mentalità che abbiamo visto oggi con il Parma possiamo fare bene. Ravenna è una squadra ostica che si deve salvare, quindi quando uno si deve salvare dà tutto. Quindi non sarà una partita facile neanche quella. Siamo avvantaggiate che siamo in casa nostra con i tifosi e quindi cerchiamo di sfruttare al meglio queste possibilità che abbiamo
portare più punti possibili a casa. Ecco. Grazie. Grazie. Siamo con mister Salvatore Colantuono, tecnico del Parma, al termine del match vinto dalle sue ragazze 3-1 contro il Genoa. Intanto ti chiedo un'analisi di questo match. È stata una partita non del tutto semplice, perché comunque il Genoa è stato organizzato in campo, ma avete trovato il gol del 3-1 forse nel momento migliore, quando poco prima avete subito il 2-1. Il primo tempo è stato in netto controllo del Parma e abbiamo avuto quasi la totalità del possesso palla nel primo tempo. Abbiamo trovato i primi due gol di Kelly Kago di testa, che era una cosa che ci eravamo prefissati di fare, perché l'attaccante strutturato in questo modo ancora non aveva fatto gol di testa, però la squadra ha giocato bene, ha trovato le tracce di gioco che proviamo comunque a trovare durante la settimana. La squadra ha avuto pazienza nel palleggio, sulle preventive comunque eravamo sempre sul pezzo. Devo dire veramente un bel primo tempo, un bel 2-0 di cui posso essere soddisfatto. Nel secondo tempo siamo leggermente calati a livello fisico, comunque avevamo già fatto uno sforzo importante domenica, ci poteva anche stare di preventivare un piccolo calo fisico e quindi niente, nel momento in cui ci siamo messi a 3 dietro, sulla prima palla buttata su un errore di lettura abbiamo preso il 2-1, lì effettivamente potevamo andare in difficoltà, però poi abbiamo trovato subito il 3-1 in contropiede, quindi la partita poi dopo è andata sui nostri binari. 10ª vittoria di fila, questa diventa la striscia di vittorie consecutive più lunga del campionato, ricordiamo ce n'era stata un'altra da 9, le vittorie in questo campionato sono state tante, sono 22 a questo punto, al momento sareste seconde, ma ovviamente c'è da osservare il match tra Ternana e Cesena, che immagino insomma guarderete, darete un'occhiata, ovviamente come è giusto che sia. Che ti aspetti da questo rush finale, visto che mancano 3 partite? No, noi dobbiamo continuare a giocare una partita alla volta, le dobbiamo preparare tutte allo stesso modo, ovviamente dobbiamo provare a vincerle tutte senza fare dei calcoli, perché c'è poco da girarci intorno. Adesso bisogna stringere il cuore, il petto e cercare di vincerle tutte, ovviamente giocando bene, ma anche non giocando bene, perché poi quando devi portare i 3 punti a casa devi essere anche molto concreto, anche se la mia squadra fondamentalmente è una squadra che gioca tanto a prescindere da chi è l'avversario e da dove, e quindi una partita alla volta, le dobbiamo vincere tutte e poi, come dico sempre, il 19 maggio andremo a leggere la classifica. Quello che possiamo fare noi è guardare le nostre partite, i risultati degli avversari noi non li possiamo comandare, quindi tutte le settimane mi tocca fare i complimenti alle nostre amiche, no? Le squadre che stanno correndo con noi, perché stanno facendo un campionato bellissimo, strepitoso, c'è da fare i complimenti a tutte. Bisognerebbe portarle tutte e 4 in Serie A a questo punto, ma purtroppo non è possibile, quindi niente, ce la giochiamo e poi vediamo che succede. Ti volevo chiedere, visto che hai citato i 2 gol di Kelly Gago, però c'è stato anche il gol di Sofia Cunguli, che non ha vissuto una stagione semplicissima perché ha avuto un po' di infortuni, rientrava e l'abbiamo vista insomma anche un po' sollevata dopo questo gol, e vi può dare una mano in queste ultime 3 di campionato. Sofia, calciatrice di spessore internazionale, era già con me l'anno scorso, quest'anno ha sofferto tanto per gli infortuni fisici, quindi non mi ha potuto dare lo stesso apporto che mi aveva dato lo scorso anno. Lo scorso anno a Cittadella aveva fatto 18 gol e quindi quest'anno le assenze sono state tantissime, le assenze sue e non solo, perché poi le calciatrici del Parma, come dicevo anche domenica scorsa, quest'anno hanno saltato circa 110 partite sul totale delle partite giocate, quindi non è facile giocare 10-11 partite senza Cunguli, 10-11 partite senza Ferini, 18 partite senza Fragaros, 14 senza Peruzzo, senza Cappelletti 14, senza Bale e Silvioni 10-10, quindi le assenze sono state pesanti, però la squadra ha dimostrato di essere compatta, abbiamo un collettivo importante, anche nelle difficoltà non si è mai lamentata e siamo andati avanti come un treno. C'è stata qualche pausa come il campionato, poi te lo puoi richiedere perché poi non è che puoi vincere sempre e quindi sono contento, bene così, e Sofia sicuramente ci potrà dare una mano al reparto offensivo, ma come ce lo potrà dare comunque Di Luzio, Di Stefano, Poloner, che anche lei è rientrata da poco, Ferini che è rientrata da poco, quindi possiamo contare quasi su tutta la rosa adesso. Ti chiedo giusto in chiusura, c'era il presidente oggi in tribuna, c'era la tribuna piena come tu ti auguravi prima della partita, insomma comunque una squadra che ha il sostegno di tutti e riceve sempre gli applausi, anche quest'oggi ha ricevuto gli applausi del proprio pubblico.
Ma il primo obiettivo che mi ero posto quando sono arrivato a Parma a inizio anno, avevo detto col direttore, mi piacerebbe arrivare a fine anno vedendo incrementare il seguito verso il Parma femminile. Io sono anche un po' un trascinatore di carattere, quindi ho quel sangue meridionale che comunque mi porto dietro, anche se vivo da tanti anni al nord, e quindi mi piace vedere gli stadi pieni, mi piace vedere la gente che incita, che applaude, e questa devo dire che forse è la vittoria più bella ed è la soddisfazione più importante per le ragazze, perché quando si giurano in tribuna e vedono tanti sorrisi, vedono anche tanti bimbi, stanno venendo le bambine dell'Academy, delle società affiliate. Qualche settimana fa erano venuti i bimbi legati al progetto che tutti avete visto, quindi e il contorno è bello, oltre il campo, il risultato, la competizione, però vedere che la gente si sta avvicinando a questo sport fa piacere, bisogna fare ancora tanto e noi ci proveremo. Grazie.